Buonasera, buonasera, eccoci qua. Noi questa sera lo scrigno lo trasmettiamo da Villa Otelio da Aris, l'Ostella passa, ci sfiora veramente qua vicino, è proprio a due passi. Questa è stata la location di un film che è stato ambientato da queste parti, i protagonisti, i registi, le comparse sono tutte della zona e quindi vogliamo darvi alcune anticipazioni, vogliamo farvi rivivere quei momenti e soprattutto durante la nostra puntata vi proporremo delle immagini, degli spezzoni di questo film che, come vedete in questo schermo, è Friul Baby Criminals. Allora io vorrei iniziare subito con Elisa Zatti, che assieme a Nicola Valentinis, lei è l'aiuto regista e organizzatrice, Nicola Valentinis è invece sceneggiatore, regista, autore dei dialoghi e dei testi delle canzoni. Intanto, buonasera Elisa, dov'è Tonizzo? Buonasera, Tonizzo ci raggiungerà prima possibile, ma ora per impegni di lavoro non ha potuto raggiungerci. Senti, allora intanto come nasce l'idea di creare un film da queste parti in una villa che di fatto è 40 anni che non vede nessuno che ci abita da queste parti, ma poi il buon sindaco ci spiegherà meglio perché proprio qui? Allora, oltre al perché proprio qui, dobbiamo capire il perché. Allora, noi chiaramente ci siamo trovati, come tantissime compagnie teatrali, in una situazione molto particolare a causa della pandemia. Siamo stati costretti ad interrompere delle prove di uno spettacolo che avevamo intenzione di mettere in scena e a causa appunto delle restrizioni ci siamo resi conto di non poter portare avanti il nostro lavoro. Allora io e il mio collega Nicola ci siamo chiesti come poterci reinventare, come poter sfruttare un momento così delicato dal punto di vista proprio mondiale e trovare un senso, no? Trovare un qualcosa di positivo in un momento difficile. E allora abbiamo scelto di tramutare la pellicola, diciamo il copione teatrale, in una pellicola cinematografica, seppur amatoriale, ma comunque cinematografica. E quindi abbiamo fatto questa proposta un pochino, se vogliamo, anche ambiziosa, abbiamo un po' sfidato anche i nostri limiti in un certo senso e abbiamo chiesto a questi ragazzi cosa ne pensassero di questo tipo di proposta. E loro in realtà hanno accettato e allora siamo ricaduti su questo tipo di iniziativa, quindi abbiamo scelto di provare a girare un film nei nostri territori. Allora, io vorrei, perché sapete che non amo molto le scalette, vorrei andare un attimo da questi ragazzi, perché questi adesso stanno un po' sorridendo, si stanno rilassando i muscoli del volto. Vedi, comincio con... E tu chi sei? Sono Siria Collovati e Non aver paura di Bassi, neanche della telecamera, che noi siamo persone buone buone. Cosa mi hai rappresentato nel film? nel film ho rappresentato Vittoria che praticamente lei ha recitato una bambina e quindi nelle persone vedeva la parte più dolce e onesta. Quanti anni hai? 14. Ecco, senti, ma quando ti è stata fatta questa proposta, chi è arrivata la Zatti, hai detto vieni? Sì, me l'hanno proposto sia Elisa che Nicola. E tu hai detto siete impazziti oppure... No, ho accettato perché comunque era una cosa che mi piaceva fare anche da piccola, comunque teatro, e quindi quando mi hanno chiesto di fare un film ho accettato subito. Tu sei di Rivignano, Sì. Teo? Sì. Me la presenti tu, questa... Lei è Anna Luna Rocchetto e nel film ha interpretato Esther. Chi era Esther? Ehm, Vuoi che lo chieda a lei? Meglio? Meglio. Chi era Esther? Esther era una donna italo-argentina che era molto... oddio. Dillo con parole tue. Come sei? Era ingenua e, se si può definire, un po' tonta, che però ha avuto nella seconda parte della storia un completo cambiamento e si è trasformata in una donna guerriera e vendicativa. Senti, no, tu mi sembri tutt'altro che tonta e interpretare qualcosa che di fatto non ti rappresenta forse è anche abbastanza difficile, no?
È stata una bella impresa, però mi è piaciuto mettermi in gioco perché comunque, cioè, sì, è stato anche bello fare qualcosa che non mi rappresentava proprio per niente, perché io e Esther siamo due persone completamente diverse, però è stato divertente. E qua dove andiamo? Cosa abbiamo fatto in questo film? E allora io ho interpretato il ruolo della madre del conte, che è un'anziana con problemi di Alzheimer e per me è stato difficile portare questo ruolo perché comunque avevo all'epoca 12 anni ed era difficile mettersi nei panni di un'anziana. Senti, non so se questa vedi, non l'abbiamo preparata. Riesci a farmi un pezzettino, fammi il volto di una anziana con questi gravi problemi di salute, ti viene o no? No, Meglio il sorriso di una... Quanti anni hai? 14. E quindi sorridi che è meglio e quindi abbiamo... Basta quello che hai fatto nel film. E questo sguardo vispo che cosa mi rappresenta? Io sono Jacopo Pez e nel film interpreto il giullare di corte, chef Jacopo e Jacopo. Perché Jacopo? Perché Jacopo è uno chef francese molto famoso e è il proprietario di un ristorante assieme al suo fratello gemello che si chiama 2 Stelle Michelin. Meraviglioso. Ma senti, come si sono comportati i tuoi compagni? Ah, bene, sì, non... Tu rifaresti il film anche domani? Un altro? Assolutamente sì. Senti, ma non è che questa esperienza ti porta a dire voglio il red carpet del Festival del Cinema di Venezia? Ma non così tanto, ma comunque mi suscita delle ambizioni. Vedi che io ti ho guardato negli occhi e ho detto che il ca al ponte in alt, quindi andiamo da questa parte. E tu invece? Io sono Dorico Filippo e nel film ho rappresentato il signor Conte, che purtroppo in questa puntata non posso dire tutti gli aggettivi dispregiativi perché sono troppo volgari per quello che lo rappresentano, e dunque limitiamoci a dire che sono una persona senza sentimenti, cattiva e di cattivo anche gusto, e faccio, diciamo, mi vendico delle persone... No, come si può dire? No, era un modo di dire, mi dispiace. Spero che Monsignor Brida ti assolva da questo... Ti vendica... E come ti vendicavi? Tramite dei, come si può dire, degli omicidi di gatti. Criminals, no, Monsignor Brida mi dice criminals, e quindi tu di fatto uccidevi questi felini. Uccidevi gatto. Quanti ne hai fatti fuori? Circa una decina. Terribile. E questo è lo sguardo angelico. E invece? Io sono Gabriele Sforzin, interpreto il maggiordomo Settimio e dovrei essere il più colto della casa, infatti Nicola mi ha fatto dire parole di cui non so minimamente senso. Adesso per strada capita che ogni tanto la gente mi ferma e mi dice che cosa vuol dire questa parola, io non mi ricordo logicamente e faccio sempre figuracce. Senti, cosa vuoi fare da grande? Bella domanda. Siamo ancora in stato confusionale. Sì, sì, Quanti ne hai? 14. Normale che tu sia. Forse lo stato confusionale aumenterà e poi piano piano si diraderà. Quindi bella l'esperienza. Sì, sì, bellissima. Rifarei il film fra 2 giorni, se me lo dicono. Allora, mi dicono che abbiamo 3 minuti, quindi siccome sapete che io non mi faccio mai mancare niente allo scrigno, direi che possiamo andare, perché abbiamo la musica, Elisa? Abbiamo la musica perché per noi la scelta dei brani musicali è stata una parte integrante della trama. Infatti, testi musicali famosi, modificati, quindi sonorità già conosciute, con testi che però parlano del nostro film, ambientate soprattutto nel nostro territorio. E quindi cominciamo con? Cominciamo con Tu Ses di Rivignan. E tu passa torpa Rivignan, fermiti a mangiare come a bevi un tai, lo son tutti criminali. Se parcas tu rivi spignateo, fossi tu sulla zama seator, magari torni da voi. Se tu tocchi, siamo un paradiso,
le propit chis tul país, tu Cesari Vignan, tu Cesari Vignan, no sta Vignez Irionis, tu Cesari Vignan, lui il país dal Friul, non ti meni pal cul, che al passe anche il Frustele, tu Cesari Vignan. Vignan han buonis intencions, a tempero hanno rompi i coglions, se no ti tiri in madons. Se si via tutta vai scul signor, mole il bevi e non sta la mi pluiador, magari forse legnor. Se tutto chi sa un paradis, le propit chi sul país, tu Cesari Vignan, tu Cesari Vignan, chi si tabai con la zeta, tu Cesari Vignan, lui che il país dal Friul, non ti meni pal cul, chi leu ti astiene anche a sede, tu Cesari Vignan. Tu Cesari Vignan, tu Cesari Vignan, non sta parlando alfabeta, su dai tabacco la zeta, su carmi luce sbaras, ma non sta farmi che là, non si dismica d'urnaze, tu Cesari Vignan. Tu Cesari Vignan, tu Cesari Vignan. Seconda parte dello scrigno. Allora, Nicola Valentinis, abbiamo sentito una canzone dedicata a Rivignano dove esce comunque l'orgoglio, no? Il paese PBL dal Mont, quindi vedete di venire a Rivignano ma di non rompere puntini puntini, quindi di fatto insomma quasi quasi si difende, non dico l'autonomia, ma l'origine, la qualità del paese. Come è stato scrivere il testo di questo? Se vi siete messi solo adesso vi ricordo che stiamo parlando di che cosa? Di Friul Baby Criminals, e questo che avete sentito prima era un brano musicale che chiude di fatto il film. Noi lo propriamo all'inizio e alla fine, ma chiude il film. Ma scrivere i testi non è stato affatto difficile, perché il Signore non mi ha dato la voce. Io da solo posso rovinare un coro di professionisti, disegno come un bambino delle elementari, però come dice un mio collega che intervisterete spero dopo, il Signore ti ha dato il dono di scrivere stupidaggini e mi è venuto facile, semplicemente ero a camminare e ho pensato a una melodia che avevo di Bryan Adams, in questo caso la canzone So Happy It Hurts, e lui l'ha scritta in un periodo di pandemia, a me ha ispirato la cosa, era una musica allegra, mi piaceva come sigla finale e quindi ho mandato un testo in friulano a questo mio amico che invece è molto competente e capace, Cecco Christian. E quindi il brano si è quasi scritto da solo. Anche per le altre musiche non è stato un grosso problema, perché quando prendi i brani famosi una cosa che abbiamo capito è che il friulano si adatta perfettamente alle canzoni straniere inglesi, perché è ricco di parole tronche, cosa che l'italiano non fa. Quindi per le melodiche abbiamo usato testi in italiano, per le più rock abbiamo usato dei testi in friulano.
Ecco Nicola, la trama non riveliamo tutto, ma intanto ribadiamo perché è stato realizzato proprio qui e perché i personaggi sono giusti per questo ambiente. Ma è stato realizzato a Rivignano perché è un paese ricco non solo tanto economicamente ma di iniziative. Ci sono tantissime associazioni e tutti hanno voluto dare una mano. Addirittura è successo che in corso d'opera qualche negoziante del paese ci ha chiamato dicendo: perché non fate fare qualcosa anche a me? E uno si è prestato per fare il giullare perché è l'unico ruolo che rimaneva e gli è venuto anche molto bene. Allora, in breve la trama è quella di un conte scapestrato che perde tutto e di fatto cerca col suo diabolico maggiordomo di rifarsi. Prova a imbrogliare tutti gli artigiani e i negozianti della comunità, per un po' gli riesce, ma poi capisce che il debito è troppo grande e se non vuole essere sfrattato bisogna che faccia qualcosa. E ricorre al mezzo più antico del mondo, cioè si sposa per denaro. Cerca una ricca ereditiera, non riesce a trovarla in tutte le maniere possibili e poi, con l'aiuto del diabolico maggiordomo, capisce che bisogna ricorrere ai mezzi moderni, la cerca su Amazon. Quindi trova questa ricca ereditiera su Amazon e se la fa ricapitare dall'Argentina. Poi utilizza Villa Otelio perché la spaccia per sua. Addirittura il sindaco, che ha fatto un'eccellente interpretazione, perché il sindaco voleva fare un personaggio buono sostanzialmente, e ha fatto il buono, ha fatto il sindaco. Io volevo fargli fare il criminale e quindi ci siamo inventati il sosia di se stesso. I due criminali trovano un sosia del sindaco, che interpreta sempre Mario, e che gli regge un po' alla Totò e Peppino l'idea di imbrogliare comitive di turisti per spacciare per sua questa meravigliosa villa che abbiamo qui a Rivignano, e quindi fa passare per sua questa villa. Allora io vado da Mario Anzil, che avete sentito ha interpretato il ruolo di un buono. Arriviamo ai giorni nostri, poi facciamo un altro flashback, quindi un altro salto indietro nel tempo. Perché è così attraente Villa Otelio? Voi ci avete messo mano da tempo, no? Beh sì, perché è un luogo magico che conserva nei muri, nel parco, nel fiume dove si specchia rossa la villa, il fascino di almeno 2000 anni di storia e di tante vicende che si sono vissute tra queste mura, e quindi quando si sta qui si respira un'aria particolare che ispira anche dei bravi scrittori, sceneggiatori a ideare delle storie fantasiose come questa, che fanno sorridere ma anche pensare e conoscere il nostro territorio. Ecco Mario, per chi passa da queste parti c'è l'acquario, c'è l'Ostella, però ci terrei che tu spiegassi che ruolo ha avuto questa villa nella vita di tanti anni fa da queste parti. Beh sì, grazie al fiume Stella, che era di fatto un'autostrada già in epoca romana, e qui siamo al punto più a nord navigabile in Italia in epoca romana. Questo era un nodo strategico e quindi una fortezza anche militare a presidio di questo ruolo strategico, che ha conservato per secoli. Durante l'epoca della dominazione veneta, appunto, era un luogo per il commercio del sale. Noi siamo all'interno di parte dei grandi magazzini del sale, che sono una fabbrica prima della rivoluzione industriale. E poi qui per secoli si è combattuti per il dominio del Friuli. Qui si sono vissute tante vicende, pare abbia dormito anche Riccardo Cuor di Leone dopo essere naufragato vicino a Lignano. Qui nel 1511 si è vissuta la più celebre tra le storie d'amore, quella tra Giulietta e Romeo, o meglio tra Lucina Savorgnan, che qui viveva, e Luigi da Porto, suo cugino, che gli hanno dedicato la novella Giulietta e Romeo, ambientandola a Verona per evitare evidentemente scandalo nell'epoca. Quindi tante storie, e ora il Comune da pochi giorni ha iniziato i lavori di recupero. Questo sarà un posto strategico anche in futuro. Ecco, Anzil, quanto ti ha rilassato interpretare la parte del buono? Ma più che quella del buono, devo dire, essendo io una comparsa fortunata che ho interpretato ben 2 piccoli ruoli, quello noioso di me stesso e quello invece più affascinante del delinquente, che appunto insieme ai protagonisti principali tenta di imbrogliare la gente, e credo che mi abbia rilassato di più interpretare questo ruolo criminale, anche grazie alle battute che per me ha scritto in maniera come sempre brillante Nicola. Se posso, le battute colte, a parte il maggiordomo, le ha tutte lui. Lui parla tranquillamente di ostracismo, cita Platone, cita i Romani, quindi ha fatto la parte di un sindaco molto molto colto, anche nell'essere criminale. Ecco, scusa, ma io non me lo immagino Mario Anzil criminale, però. E beh, ma insomma,
vedete il film e poi tutti noi abbiamo in realtà due lati differenti, ed è bello ogni tanto esplorare anche delle parti poco abituate, altrimenti rischiamo di ragionare sempre allo stesso modo, di seguire nel cervello quei solchi che purtroppo ci hanno abituato a ragionare sempre allo stesso modo, quindi cambiare ogni tanto fa bene. Cambiare, Monsignor Brida, ogni tanto fa bene, quindi se ti dico coerenza? Beh, senz'altro nel mio ruolo, nel ruolo che Nicola e Elisa hanno preparato per me, mi sono sentito a mio agio, ecco, no, quindi no. Però allo stesso tempo, ecco, nel luogo comune, diciamo, di Don Camillo, ecco, mi vedo ogni tanto, no? Magari un po' burbero, un po' forte anche nelle espressioni, però tutto sommato, insomma, con un cuore abbastanza, sì, penso calmo, ecco, tranquillo. No, io vorrei dire proprio che sono stato molto contento. Non al di là della parte adesso, ma molto contento dell'insieme. Il vedere tanti personaggi, il vedere coinvolte tante persone, poi lasciamelo dire, questi ragazzi sono stati strepitosi, a dire poco, ecco, sono stati strepitosi. E veramente hanno eseguito il ruolo proprio da veri attori. Ecco, io posso dire questo. Ma al di là di questo è stato l'insieme, appunto, il coinvolgimento, come diceva Nicola prima, ma anche la valorizzazione stupenda del territorio. Le immagini, i droni, no? Tutto quello che è stato usato dà una valorizzazione a tutti gli angoli e soprattutto anche angoli sconosciuti anche a me e anche a tanti della popolazione. E quindi questo film, oltre allo scopo di divertirci, di rilassarci, certamente con la trama anche abbastanza, no, esplosiva, però ci ha fatto vedere le meraviglie in cui noi viviamo. Monsignore, sai dove andiamo adesso? Sì. Dove andiamo? Non so. In pubblicità. Grazie caro, a tra poco. Ed eccoci ancora con voi, siamo ad Aris, quindi frazione di Rivignano e Teor, e siamo in una villa che merita di essere visitata. Però poi per questo torneremo dai nostri ospiti. Valentinis, un estratto che ci porta qualcosa di veramente meraviglioso, l'Ostella. Meraviglioso è un viaggio mistico, un viaggio dell'anima, un viaggio della truffa. In pratica il conte ha appena mangiato la gatta persiana che si è presentata con la ricca ereditiera. Loro gli fanno credere che la gatta è ancora viva e vanno a cercare una medium, però per affrontarla bisogna attraversare le nebbie del Principato di Aris e fare un viaggio in barca. Questo è un viaggio che ci permette, con le riprese via drone dalla barca, di valorizzare l'interno. Quello che Monsignor Brida spesso diceva, ci sono luoghi che nemmeno io conoscevo, neanche io conoscevo, e sono qui da 50 anni perché il paese visto dal fiume non l'avevo mai visto. E allora saliamo su questa barca e vediamo cosa succede. Ma perché ci siamo vestiti così? Cara, se c'è una virtù che mi ha fatto diventare l'uomo che sono, è di sicuro la mia grandissima umiltà. E perché Settimio non è vestito come noi? Perché gli altri pellegrini devono sapere, no? Che io, maggiordomo, sono umile ma di classe. Sì, la classe di farmi saltare la fila e di farmi prendere gli insulti dai pellegrini. Cara, secondo una leggenda dell'antico popolo celtico che viveva in questi luoghi, in una calda notte di tanti anni fa, un bellissimo principe si stava rinfrescando nelle acque del fiume. Una stella lo vide, si innamorò e per potergli sfiorare le labbra
cade in queste acque. Da allora il fiume prese il nome di Stella e gli indovini dei Celti, per predire il futuro, ne osservavano le acque. Che nebbia! Non si vede nulla! Non è una nebbia naturale, è il respiro di Donna Adenoide. Questa è nebbia magica, che ha poteri straordinari. Lenisce le ferite dell'animo, altera lo scorrere del tempo e fa sparire le rughe sottili. Davvero? Fa sparire le rughe sottili? Ma certo, con sta nebbia non si vedono nemmeno quelle grosse. Questa nebbia però segna anche il confine tra le mie terre e quelle del principe Fernando. Il principe Fernando? Quello che faceva il bagno nel fiume con la stella? No, è un mio complice, cioè è complicato definirlo. Diciamo che le nostre famiglie sono in guerra da anni. Nel 1413 l'imperatore Sigismondo con un mio lontano trisavolo stavano assediando la rocca di Aris. Ma siccome la mia trisavola cucinava che era uno schifio, l'imperatore andò a cena dal trisavolo di Fernando. Mangiò bene e gli dette il titolo di principe. E da allora, siccome il principe è più di conte, mi guarda dall'alto in basso. Beh sì, per quello non ci vuole molto. E poi, a tutti i pellegrini che vogliono fare il viaggio per consultare Donna Adenoide, fa pagare un pedaggio. Settimio, mentre noi andiamo dal principe Fernando, tu rubacchiaci, cioè, procurati delle vestaglie da pellegrino come le nostre. Poi ci rivedremo alla chiesetta di Sant'Andrea. Eccoci al rientro, quindi in questi 6 minuti vi spiegheremo come è stato costruito dal punto di vista tecnologico, tecnico questo film ambientato nella zona di Rivignano. C'è un Zatti al femminile, Elise, c'è un Zatti al maschile che è Daniele Zatti. È un personaggio che definirei misterioso. Io lo conosco da anni, penso che avremmo scambiato in tutto 100 vocaboli. È uno che fa tanto e parla poco, però vi garantisco che io in particolare gli sono molto debitore, perché grazie alle sue immagini abbiamo raccontato molte volte quello che succede da queste parti. Allora, intanto grazie per quello che hai fatto. Oh, niente. Vedete? Quindi la voce pacata, l'umiltà, caro Monsignore, cioè praticamente la impersonifica. Ecco, io non sono sacerdote, ma tu mi devi omologare il mio pensiero. Senti, che strumenti avete utilizzato? Bene, allora ho usato una fotocamera, una Fujifilm, e per cui bene o male ho registrato tutto. E diciamo per la parte audio ho usato dei microfoni esterni e il drone? E anche drone. C'è stata anche una parte di ripresa con il drone che è stato fatto da un'altra persona. Vuoi menzionarla così la ringraziamo? Ok, ringraziamo Enrico Piva per le riprese col drone. Ecco, stai pure qui. Valentini, è utile avere un uomo che ha questa calma olimpica quando si produce un film o è solo apparenza? Perché io Zatti lo conosco così. Allora, non solo è utile, possiamo dire che avere entrambi gli Zatti per me è stato determinante. Ora svelo un retroscena. Il gruppo ha speso per questo film, e quindi non smetterò mai di ringraziare, però affidarlo a me era pericoloso. Quindi mi hanno messo vicino delle persone che mi tenessero un po' buono, perché è soprattutto una persona che è professionista in termini video e professionista nel non farmi strangolare gli attori che avete visto prima, perché io preparavo delle cose e quando non venivano come volevo io, diciamo che io ero più portato all'eliminazione fisica, no, della persona. Invece queste persone mi hanno tenuto calmo, quindi avere una persona che mi tiene calmo, che mi impedisce di volare via, per me non è stato utile, è stato essenziale, cioè guai se non c'era, guai. Ecco, quanto materiale avete girato in tutto? Il film quanto dura? Allora, il film dura più o meno 2 ore e mezza e di materiale ne abbiamo girato tanto. Cioè comunque abbiamo tagliato alcune scene perché sennò comunque veniva fuori troppo lungo. E avete iniziato a girarlo quando? 2 anni e mezzo fa. 2 anni e mezzo fa, all'inizio diciamo della pandemia, abbiamo cominciato a fare le prime riprese.
Senti, ma riprendere la tua Rivignano, Aris, com'è? Di fatto tu hai un ruolo importante. Ti dà un occhio di riguardo nel valorizzare comunque il posto dove abitualmente vivi, no? Quindi vederlo con un occhio diverso e cercare di valorizzarlo attraverso magari delle riprese particolari. Valentini, tu dicevi prima che hai pensato, ovviamente ironizzando, all'eliminazione fisica di alcuni dei componenti di questa allegra banda. C'è uno che ha alzato la mano poco fa, quindi ritengo che sia tra i protagonisti candidati proprio alla eliminazione. Non so chi ha alzato la mano, ma se è uno dei maschi ci ha preso in pieno. Essenzialmente sì, non è per fare adesso il lecchinaggio, ma le femmine sono molto più professionali e più mature, pur partendo da 12 anni. Con i maschi era una giostra continua. C'è stato un momento in cui un estratto ci abbiamo messo dei promessi sposi, presi pari dai promessi sposi, doveva essere girato in una certa maniera, con dei mangiafuoco qui a Vegliotelio di notte, e uno di questi attori non riusciva a dire la battuta totalmente senza sbagliare o un congiuntivo o un pronome, e io ho tentato di strangolarlo. Adesso la madre, quando sentirà questa cosa, magari non me lo manda più. Ecco, mi è servito avere la calma di queste persone. Oppure un altro attore, non voglio fare nomi, non voglio dire che interpretava il maggiordomo o dare il numero di telefono o l'indirizzo, non voglio fare questo, però ha avuto la brillante idea di tagliarsi i capelli alla moicana, e noi dovevamo rigirare dei pezzettini di ripresa, per cui avere un tecnico bravo significa avere un tecnico che mi impedisce di ammazzare questo attore e poi trova il modo di inquadrarlo senza far vedere che nell'arco di 30 secondi cambia due volte pettinatura. Cioè. Allora, sul sorriso del maggiordomo con la conciatura tutta da spiegare, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e chiudiamo qui questa terza parte dello scrigno. Quarta parte dello scrigno, in questa frazione vi mostreremo che cosa, Valentinis? Ci sono dei frammenti che a me colpiscono. Poi Monsignor Brida ha detto dopo la presentazione del film che una cosa che lui l'ha quasi commosso è vedere che il gruppo non lascia indietro nessuno e che coinvolge persone che hanno un'età che magari non li propone più per il palco. Noi abbiamo coinvolto degli storici attori del gruppo Dring Adelaide, che ha la sua attività da 40 anni, ed è una scena che mi tocca personalmente. Uno di questi attori è il mio maestro delle elementari, ha 90 anni, e in un'unica scena si è visto un signore di 90 anni ancora molto in gamba che sotto il cielo di luglio caldo fa il giornalaio, lo strillone, esprimendosi come un metallaro moderno, e che viene redarguito da un ragazzino, Jacopo nella fattispecie, a cui vende i giornali. E quindi hai nella stessa scena, sotto l'insegna di Via Leopardi, un ragazzino che è tra le nostre scuole adesso e un maestro di 90 anni che insegnava nelle nostre scuole degli anni 70, e successivamente dei ragazzini di all'epoca 11-12 anni che sono interdetti davanti all'uso di un telefono a disco che necessitava nella trama e non sanno esattamente come far girare la ghiera perché sono abituati al digitale. Ecco, e allora vediamoci questo spezzone, e grazie a questo gruppo io con Rivignano ho un rapporto speciale e sono ben felice di celebrare questo lavoro. Lo avete sentito da quest'uomo con la voce bassa bassa, ma che arriva con i suoi concetti. Monsignore, sto descrivendo bene il... Perfettamente. Daniele, guarda, ha avuto una pazienza, posso svelare anche nella scena dove sono coinvolto, l'abbiamo girata più volte e lui sempre con la sua pazienza, lui è ripartito, è tornato indietro, torna a fare, e quindi confermo. Allora, quindi noi adesso vi mostriamo la scena di questo telefono a disco. 2 minutini, gustatevela. Oh, sparo la cifra più alta che mi viene in mente. Sì, ma esagera, anzi fai così. Pensa a quello che ci ha fatto quell'orribile Conte Dream e ogni cifra tu pensi, raddoppiala. Qui residenza del Conte Dream. Voglio parlare col conte. E chi devo annunciare? Sono Jacopo, e tu come ti chiami? Ma cosa dici? Sei scemo! Non dire il tuo vero nome, cambia la voce. Sono Giacomo. Capirai che cambiamento di nome.
Signor Conte, c'è un pazzo al telefono, dice di chiamarsi Jacopo Giacomo. Il conte? Chi parla? Sono Antonio! Ma non è che devi cambiare il nome ogni volta che te lo chiedono. Madonna, che rapitore imbranato! Abbiamo rapito tua moglie e per liberarla vogliamo? Tolgo lo zero, metto la virgola. Vogliamo 35 euro e 27 centesimi. Prima però voglio una prova dell'esistenza dell'essere. Ho capito. Voi volete 35 euro? E 27 centesimi. E se no? E se no? E se no ci mettiamo a piangere? Se no ci mettiamo a piangere. Ma no, cosa dici? Rispondi che altrimenti ci arrabbiamo. Altrimenti ci arrabbiamo. E dove dovrebbe avvenire la consegna di tutto questo capitale? A casa di mio papà, in via... Toc toc, cervello di Jacopo, c'è qualcuno in casa? Falli portare a casa della maestra nella sua buca delle lettere. Tanto le maestre d'estate sono in vacanza, così non ci scoprirà nessuno. Lo porterai a casa della maestra, signorina Daria, che abita in via Colvento numero 7. E come si chiama di cognome la tua maestra? Colpo. Cioè la tua maestra si chiama Colpo Daria e abita in via Colvento? Sì. Senti, moccioso! Non ho tempo da perdere con voi bambini che fate scherzi al telefono. Arrivederci! Sta ancora rubando i pesci al vicino? Sì, ieri gli hanno portato un pesce drago e se lo tiro su ci paghiamo tutte le bollette. Eccoci ancora con voi. Monsignor Brida, c'è una scena che è stata citata prima in breve, questo dialogo con il crocifisso. Che cos'è? Beh, a parte è in un sogno, no? E quindi dopo la mangiata, diciamo, la buffata, e quindi chiaramente il conte, no? Sogna cose strane e viene fuori questo crocifisso che è uno dei gioielli abbastanza nascosti del nostro territorio, perché fa parte della chiesetta di Sivigliano, che è una chiesetta che si usa una volta al mese, no? Ma è bellissima, per cui anche vedere quell'immagine lì e quel Cristo che parla, con la mia voce, vabbè, al di là di quello, crea anche emozione. Dopo il resto, la trama, insomma, è un'altra cosa, insomma. E allora sentite la voce interpretata del nostro Monsignor Brida. In quel paese della Bassa viveva Don Calandrino. Il buon prete aveva l'abitudine di parlare col crocefisso, che ogni tanto, bontà sua, gli rispondeva. Signore, ho un dubbio di natura freudiana. Calandrino, lo sai che Freud non mi sta troppo simpatico? Allora junghiana. Ecco, già meglio. È più nobile subire sul sedere i colpi e i dardi di una pazza megera o prendere le armi e farle internare? Ma questo è Amleto, non Freud. Beh, sì, a scuola non stavo sempre attento. Calandrino, mi stai chiedendo se puoi far internare tua madre perché ti ha riempito di sberle mentre ballavi? Come fai a saperlo? Si è sparsa la voce? È stato l'avvocato, vero? Brutto spione. Calandrino, Gesù è in ogni luogo. C'eri anche tu in pista, signore? Hai visto che prezzo un mojito, poi? Calandrino! Calandrino! Valentini, allora, questo era un estratto piccolino, però ce n'è un altro che vogliamo proporre, perché noi abbiamo concordato appunto penso che anche Telefriuli vi mostrerà prima o poi questo filmato in forma integrale, però intanto vi diamo alcune anticipazioni. In questo è stato da 5 minuti, Monsignor Brida?
Monsignor Brida collabora, qui c'è un'alleanza dello Stato e della Chiesa, viene citato Cavour non a caso, che avendo diciamo i due criminali alla fine, non proprio alla fine perché non è la fine, quella finale sarà a sorpresa, vengono in un qualche modo catturati e gli viene fatta un'analisi da lombrosiano postmoderno. Don Brida quindi entra come un eroe del West in un'inquadratura che secondo me, posso dirlo perché non l'ho fatta io, non è merito mio, è merito di Daniele Zatti, è magistrale, entra in una specie di idea di pistolero del West e collabora con il sindaco definendosi lombrosiano postmoderno, quindi analizza le caratteristiche di questi due criminali ed estrae le conclusioni spirituali e politiche che possiamo vedere poi nel filmato. Monsignor Brida sorride, perché? Perché oltre che a realizzare questo ruolo mi sono anche divertito, no? Lì dovevo fare, sì, dopo lo vedrete insomma, no? La parte seria, però quando ho rivisto questa scena, a parte le risate del pubblico, ma anche il sottoscritto si è lasciato andare proprio al divertimento puro, ecco. E allora gustatevi anche in questo caso il buon Brida e non solo. Nell'antica Grecia un individuo pericoloso per la polis era sottoposto a ostracismo e il suo nome veniva scritto su dei cocci, detti ostraca, e lui veniva per sempre allontanato dalla città. Qui, nel nostro meraviglioso centro storico, i recenti scavi archeologici hanno portato traccia di un'antica strada romana e gli studiosi hanno portato alla luce dei cocci con incisi dei nomi. Conte Drin, Maggiordomo Settimio, per crimini talmente gravi che già i nostri antenati si erano ben resi conto che era meglio liberarsi per sempre di voi, per avermi spacciato come sosia un uomo molto meno bello di me. 10.000 nostri concittadini hanno votato per il vostro esilio a Campomolle. Ma come 10.000? Rivignano non fa 7.000 abitanti? Sì, ma hanno votato anche dall'estero. Ridatemi subitaneamente la chiave, simbolo della città. E ridatemi anche i duplicati che sicuramente avrete fatto. Lazzeroni. Che finale schifoso. Beh, potrebbe andare peggio. E come? Si ricorda quando si è spacciato per il parroco, introducendosi nel confessionale e ha detto ai peccatori di fare bonifici sul suo conto corrente per beneficenza? Sì. Ecco, potrebbe andare peggio se arrivasse il vero prete. Come sa, signor Sindaco, io sono un lombrosiano postmoderno e dai tratti delle persone ne intuisco le attitudini. Il naso siviglianesco del criminale, l'occhio driolassino del vizioso. Mostrami la dentatura, figliolo. Il canino diabolico di Aris. Qui c'è poco da scherzare, vanno scacciati. A Campomolle! Lo Stato e la Chiesa si sono alleati contro di noi, signore. Stato e Chiesa alleati. Non c'è riuscito manco Camillo Denso, conte di Cavour. Così non potrai coronare il tuo sogno d'amore. È brutto quando la politica distrugge i sentimenti. Come diceva Talleyrand, a volte la politica si deve fermare davanti all'amore. Credete che mi spaventi l'ostracismo? Questo me lo sono rotta per difendere il mio uomo dalla polizia e ora lo seguirò in esilio. Amor che non l'ho amato mi perdona se sono folle, lo scrivo sui muri di tutto Campomolle in questa città. A rioni gli abitanti, chi ha sposo con Terry lo sapranno tutti quanti. Altro che il tuo ta, come cacchio si dice.
Quinta parte dello Scrigno e vediamo questa settimana dove ci porta Virna Di Lenardo con la sua rubrica dedicata alla Val Canale, Canal del Ferro. Ciao Daniele e soprattutto buonasera a tutti, io sono Virna e vi parlo dalla Val Canale, Canal del Ferro. L'altra volta abbiamo iniziato dalla Val Resia, che è la mia vallata d'origine. Oggi invece ci troviamo a Resiutta. Resiutta è un piccolo comune che si trova sulla strada Pontebana verso Tarvisio e all'imbocco della strada che porta proprio in Val Resia, quindi in realtà mi sono spostata di poco. Oggi però non sono da sola, qui con me c'è anche Patrizia Crespi, che è guida turistica autorizzata del Friuli Venezia Giulia. Ciao Patrizia e grazie per essere qua con me e con noi oggi. Ciao Virna e un saluto al pubblico a casa. Bene Patrizia, oggi ci troviamo però di fronte a quello che è il museo e mostra sulla miniera del Rio Resartico, che è una realtà molto importante per la storia di Resiutta. Bene Patrizia, allora cosa troviamo all'interno di questa mostra? Allora Virna, questa mostra illustra le attività che si svolgevano dalla seconda parte del XIX secolo più o meno fino agli anni 50 del 1900. Troviamo anche le attrezzature utilizzate dai miniatori, ma soprattutto anche i prodotti ottenuti. E quindi andiamo a scoprire l'oggetto di oggi. Bene, l'oggetto di oggi, come potete vedere, è l'ittiolo. Ma che cos'è l'ittiolo? L'ittiolo è un catrame minerale ottenuto per distillazione a secco di scisti bituminosi ricchi di fossili. Gli scisti bituminosi sono un minerale bruno che si estraeva nella miniera di Rio Resartico. E l'ittiolo a che cosa serviva? Per cosa veniva utilizzato? Allora, l'ittiolo era un farmaco, fondamentalmente, che si utilizzava per le lesioni cutanee, come per esempio acne o ascessi, o addirittura per le malattie dermatologiche come la psoriasi. Ecco, noi nel frattempo siamo uscite dall'esposizione dedicata alla miniera del Rio Resartico e ci troviamo sul ponte che sovrasta il torrente Resia, ma soprattutto ci troviamo nell'area che era dedicata alla lavorazione di ciò che veniva estratto dalla miniera del Rio Resartico. Patrizia, ma cosa veniva prodotto ancora dalla miniera del Rio Resartico? Dalla distillazione si ottenevano gli idrocarburi, liquidi o gassosi. Durante la distillazione si sprigionava un gas che è stato utilizzato proprio come la prima fonte di illuminazione pubblica della città di Udine. E questa è un'altra chicca di cui vi parleremo in un'altra puntata. Io intanto ringrazio prima di tutto Patrizia per la sua disponibilità, ringrazio Daniele per la linea, tutti voi che ci state seguendo e naturalmente Cristian Madotto che ci sta riprendendo. Alla prossima puntata! A Rivignano, o meglio noi siamo ad Aris, ma mi fa piacere spingere su questa manifestazione, si sta preparando alla tradizionale fiera di Ogni Santi. Sindaco, ma quando c'era quello che succedeva, che è stato rappresentato in questo film, c'era già la fiera di Ogni Santi, anche perché la tradizione è millenaria. Sì, la tradizione della Fiera dei Santi e dei Morti è millenaria, è particolare, è stata apprezzata da poeti famosi, da Ugo Foscolo a Ippolito Nievo, che a lungo ne ha parlato nelle Confessioni di un italiano, ed è una fiera a cui ciascuno una volta nella vita deve partecipare, perché ritornano persone, storie, famiglie. La famiglia di Rivignano, il sindaco le conosce, qui abbiamo Zatti e Valentinis, che sono due storiche famiglie di Rivignano, tutte brave, sia i Zatti che i Valentinis, Zatti più bravi e pazienti, Valentinis più bravi e creativi. Hai visto? Uno si aspettava che utilizzasse un aggettivo più creativi, forse voleva dire forse voleva dire criminali, magari risalendo nel Settecento ci può essere stato. Chi lo sa, chi lo sa. Ma il nostro Bassi sta indugiando, e tu Sindaco parlavi del Nievo che definì il Friuli, no? Il piccolo compendio dell'universo, e credo che Rivignano rappresenti è come il piccolo compendio dell'universo. Qua veramente non manca niente. Ma chi è quella creatura a quattro zampe, Zatti? Allora, questa creatura a quattro zampe è Aldo, è il mio cane che oggi compie anche 15 anni. Vabbè, a parte questo, comunque questo cane è qui perché anche lui ha avuto un ruolo nel film. Che ruolo ha avuto Aldo? Lui, diciamo, era il complice di un'investigatrice
C'è che aveva contattato Esther Oloalto, cioè la sposa del conte, per capire cosa stesse combinando il suo marito un pochino vibrato e molto furbo, molto furbo. Se posso, ha avuto una parte grazie al suo potente olfatto e ha dovuto annusare delle parti che qui non dico, di un gatto che si presume avesse preso il posto della gatta precedentemente uccisa. È stato anche coinvolto per l'affettività che Lisa ne nutre e per non dire qual è stato il più cane tra gli attori, così sappiamo subito qual è stato e non diamo la palma del peggiore a nessun altro. E avete visto che quando la Zatti compie gli anni, Aldo si è girato come per chiedere e la torta dov'è, quindi adesso si sta concentrando su Don Brida. Allora, io vorrei andare con un brano, quale Elisa? Allora, ora potremmo, Cecco, dedicarci a... Adesso che cos'è or? Sì, quella, va bene. Mi fido dei tecnici, insomma, c'è un'ampia scelta, parliamone, ci sono adesso ne sentirete alcuni, scusate, però ce n'è veramente tante di canzoni. Se posso, questo brano non è nel film, non è inserito nel film, è stato messo a margine perché la signora che ha parlato prima, quella col cane in braccio, molte delle canzoni me le ha censurate perché magari avevano qualche parolina un po' fuori le righe. Vi anticipo subito, c'è una parola all'interno del testo che è mignotta. Mignotta ha un etimo nobile, significa mater ignota, quindi non è una parolaccia. Quindi è semplicemente esiste anche nel vocabolario italiano. Per questo motivo però è stata censurata. Perfetto, e allora sentiamola. Un paese in fermento, è arrivata una straniera con la gatta, una persiana ne va fiera, Calandrino l'ha mangiata e poi riuscito ad evacuare, ma la donna è disperata e or van tutti dalla strega Giambigiau. Che cos'è una gatta morta, una passantiera in cera in una chiesa rosa, brucia il sogno della sposa con un conte delinquente, un maggiordomo latitante che ha cugini nelle bettole nei bar. Ai, permette signorina, le ritrovo la felina, la sua gatta un po' mignotta, urinato fino a riva rotta. Col mio naso sento il puzzo, ha marcato territorio fin nel bosco di Clambruzzo. Ai, permette signorina, le ritrovo la felina, lei mi intesti ogni suo bene, spariranno le sue pene. Ho un servo mal furbastro, maschio uguale alla sua gatta, le ci casca e Dio lo castro. Che cos'è che cos'è Bene, eccoci in rientro all'interno di questo studio allestito dal buon Tonizio, che ringrazio ancora una volta pubblicamente, perché questo è un uomo che dona meraviglie principalmente alla signora, no? Elisa Zatti. Signora, certo, prima si è offesa, ma di fatto lei è una signora per età e per stato civile. Non abbiamo niente da aggiungere, Valentinis. Cara signora Zatti, come saluto il signor Anzil, quindi sindaco, grazie. E buona serata. Beh, è stato un piacere come sempre essere vostro ospite. Approfitto per ricordare dal 29 ottobre al 2 novembre in piazza Rivignano l'antica millenaria Fiera dei Santi. Ci vediamo lì. Senta, ci sarà anche la signora Zatti? Signore, in friulano, sì, ci sarà sicuramente anche lei impegnata come tutto il paese e tante associazioni a cercare di ricreare quelle atmosfere che da secoli si respirano in quei giorni in piazza Rivignano. Allora facciamo un applauso al sindaco di Rivignano Teor e c'è un avvicendamento con chi, signora Zatti? Con Aldo Paron, storico, componente e presidente del Dring e dell'Aide. Allora Aldo, un applauso anche per te. Allora, grazie. Senti, sono passati, voi di fatto il vostro cuore pulsa da 40 anni. 45 anni, quest'anno facciamo 45 anni di teatro. Rifaremo
la rassegna dopo 2 anni di pandemia e debutteremo noi per festeggiare i 45 anni di teatro. Senti, che valutazione dai a questo lavoro di questo folle gruppo? Ma io non avrei mai avuto il coraggio di prendermi questo impegno, anche se sono 30 anni che organizzo rassegne. Ecco, che valutazione dai? L'avrai visto queste 2 ore e mezza di filmato? Una valutazione alta, può essere dall'8 al 10, dipende dalla giornata che lo vedo. E spiegaci perché? No, perché ognuno ha un umore differente una giornata e l'altra e lo affronti così, dipende, ma un voto alto sicuramente. Senti, come c'è stata una metamorfosi per la compagnia Dring Adelaide? Ma adesso sta cambiando qualcosa. È entrato un gruppo di giovani, gli Allegri per caso, che fanno uno spettacolo tipo Oblivium. Sono giovani dai 25 ai 30 anni, quindi qualcosa si muove. Poi ci sono questi ragazzi che speriamo siano le nuove leve. Ecco, tu mi hai anticipato, vedere dei ragazzi che hanno 14 anni e dedicano il loro tempo a una compagnia prevalentemente di adulti è un buon segnale. Ma certo, è quello che manca un po' a tutte le compagnie del territorio del Friuli. Io vedo sono tutte compagnie che hanno una certa età e poi arrivano a estinguersi. E questo è molto brutto. Compagnie bravissime che non trovano un ricambio. Senti, cosa vuol dire far parte della compagnia Dring Adelaide? Ma per me dedicare l'80% del tempo libero, per gli altri non so. Allora, sì. Io vorrei parlare un momento della rassegna che dopo 2 anni prendiamo. Quest'anno prendiamo dopo 2 anni con degli spettacoli veramente eccezionali. Ci saranno i Papu, Catine, il Teatro dei Pazzi, i Trigeminus e poi 5 delle migliori compagnie teatrali in Friuli. Cominciamo il 12 novembre, come ho detto prima, con uno spettacolo nostro che si chiama per adesso Il gioco delle 4 cantoni, tradotto da me, e poi continueranno le altre. Vedrete su Facebook poi l'elenco completo, le date e gli orari. Un'ultima cosa, il gruppo di Dring Adelaide è stato selezionato dalla WILT al concorso come finalista. Saremo il 15 ottobre a Rauscedo con Angela, uno spettacolo di 3 persone che lo portiamo avanti già da 2 o 3 anni e sta avendo un successo, anche se si tratta di un teatro diverso. Bisogna vederlo per capirlo. Venite a vederci. Grazie Aldo Baron. Noi adesso vediamo se non ancora, però ecco, signora Zatti, buonasera, come sta? Bene, soprattutto sono molto felice che venga rimarcato che sono una signora. Ma ti mette a disagio? No, mi fa sentire un po' vecchia in tutta sincerità, non so perché. È un problema mio. Stato sociale, come diceva il mio collega, è vero, lo sono ufficialmente, ma magari non me lo sento ancora. Faccio una domanda, ma in tutto questo bailam, ma il buon Tonizzo non hai mai creduto di coinvolgerlo, di fargli recitare una parte? Diciamo che Tonizzo vanta un palmarès pieno di attività e includere anche la recitazione potrebbe essere un impegno troppo importante. No, lui c'è dal punto di vista logistico, ci dà una mano anche per il Giudeo, per le varie attività che il Dring Adelaide organizza oltre al teatro, quindi lui lì c'è, è parte attiva, però nella recitazione no. Per anni, quando anch'io e Nicola recitavamo, ha fatto la regia audio. Ok, durante gli spettacoli, quindi in realtà c'è sempre stato, in forme diverse dall'attorialità. Allora, io direi se abbiamo ancora, possiamo andare in pubblicità e rientriamo con l'ultima parte dello scrigno che inaugureremo ancora con un brano che potrebbe essere ex signorina Zatti. Allora, adesso potremo I cieli di Aris, che anche questo valorizzerà Aris nelle sue bellezze. Allora, intanto andiamo in pubblicità. Sì, e poi vi beccate questo, subito dopo.
luce, fiume stella, il suo tappeto che corre veloce, il cielo di Aris è nei tuoi occhi se guardi lassù, il cielo di Aris è dove sei tu, il fiume stella riflette il suo blu, da Rivignano al borgo di Sivian, lui nasce a Sterpo e muore a Maran, dovunque tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo di Aris è dentro di te, il fiume stella corre con te. Di Aris si riempie in autunno di bruma, il fiume stella in novembre di nebbia profuma, il cielo di Aris è un dio che suona la sua armonica, il fiume stella ascolta la sua musica, il fiume stella ascolta la sua musica, da Rivignano al borgo di Sivian, lui nasce a Sterpo tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo di Aris è dentro di te, il fiume stella corre con te. Io sono ancora che canticchio in silenzio il cielo d'Irlanda, che non è quello d'Irlanda ma è quello di Rivignano. Mi tormenta piacevolmente, caro Valentinis, ma che testo hai scritto, è meraviglioso. Grazie, poi dirò a Massimo Bubola che gli ho rubato la canzone. Allora, io volevo dire una cosa riguardo a questi brani, perché a me queste cose vengono semplici, ma non è quello il punto è che io non avevo la voce, quindi questo signore alla mia destra è pieno sul cellulare di messaggi WhatsApp in cui io prendevo la base karaoke del brano, ci cantavo sopra il mio testo, li mandavo a lui. Lui ha già detto che può ricattarmi per i prossimi 20 anni se li fa sentire in giro. Io però volevo dire una cosa riguardo a Ilaria che ha appena cantato. Tante volte io so che le ho stressato l'anima per tanti brani che poi Elisa non mi ha fatto pensare per vari motivi. Lei è stata sempre gentilissima e tante volte gli chiedevo cosa si prova a sentir cantare così, perché poi lei mi rimandava il suo audio cantato da lei e pensavo ma l'ho scritta io, cioè, ma perché c'è la sua voce sotto che è meravigliosa, quindi io non smetterò mai di ringraziare queste due persone perché è una voce favolosa. Ecco, scusa, tu dicevi prima che questa l'hai scritta quando eri dal dentista, l'ultimo. Sì, dovevo aspettare la puntura che facesse effetto l'anestesia che mi aveva fatto e siccome passavano la mannoia alla radio ho detto senti Dario dammi un attimino che mi è venuta un'idea di testo e mi ha lasciato lì 10 minuti a fare. Anche questo è Valentinis. Che cosa abbiamo ancora nel menù musicale? Nel menù musicale c'è un altro brano che canterà Mauro Mirko, con cui voglio chiedere scusa agli abitanti di Campomolle che sono stati citati a sproposito, ma unicamente per questioni metrico-musicali, perché My Way di Frank Sinatra entrava benissimo in No Voi a Tiamuel. L'abbiamo fatta cantare Mauro Mirko per due motivi: ha una voce stupenda ed è di Campomolle. Cristian Cecco è l'arrangiatore, hai avuto anche tu un ruolo importante in Friul Baby Criminals. Ma diciamo che lui le pensa e io le faccio. Cioè fondamentalmente è quello, cioè lui ascolta le cose e spesso anche cose che sul momento e poi mi arrivano questi vocali, avrei pensato a queste cose. Poi io devo un po' sistemare i testi, togliere qualche parola, perché non ci sta suonare, metterci magari una base, tutto, poi lo rimando a lui. A quel punto lì lui mi dice bello, ma non andrà mai bene, perché poi deve passare la censura, un po' come una legge in Parlamento. Prima c'è la Camera, il Senato. Scusami, la signora Zatti che cosa rappresenta? La Camera, il Senato? Sì, direi il Presidente della Repubblica. La firma finale. Firma finale. Abbiamo il suo ok.
Deve andare sulla Gazzetta Ufficiale, solo dopo la film va sulla Gazzetta Ufficiale il vostro lavoro. Esattamente, sì. Diciamo che è un parto lungo tutto, ma alla fine... Trigemellare praticamente. Abbastanza. Allora, grazie. Allora io vorrei andare dal presidente della, se però con un fare piuttosto atletico mi raggiunge da queste parti, e quindi, perché non è che ho tantissimo tempo, vero signora Zatti? Chi è quest'uomo? Questo è Mattia Collovatto, il nuovo presidente del Dring e dell'Aide, e siamo felicissimi che sia con noi. È un ragazzo in gamba, serio e pieno di idee e voglia di fare. Buonasera Collovatto. Buonasera a tutti. Lui si insinuava dietro le colonne, sapevo che ci teneva molto a intervenire, quindi io l'ho agganciato. Da quant'è che fa il presidente? È da poco meno di un anno, sì. Quanti anni hai? 25. Sei molto giovane. Sì, tra lavori, scuola, studi e quant'altro, sì, si interseca un po' tutto. Senti, questo gruppo ricreativo Dring e dell'Aide è composto da quante persone? Più di una sessantina tra attivi e simpatizzanti. Sì, poi facciamo molte attività durante l'anno e sì, quello. Avete capito? Può bastare, Presidente? Sì, direi di sì. Può bastare, l'abbiamo capito perché la salivazione si era praticamente esaurita, il battito cardiaco è esploso, signora Zatti. Noi dobbiamo mandare ancora un brano. Sì. Allora, questo brano è Tu sei oh santo paradiso, anche a me la salivazione si sta attivando per solidarietà col mio collega Mattia. Sta disattivando nel caso. Disattivando, forse sto anche sbagliando. Questo brano invece cecco si chiama Novoia Chiamuel. Mi stavo confondendo perché sono tanti brani, insomma, quindi un po' l'emozione, poi ci sentiamo molto a casa. Qua è un salotto proprio conviviale, allegro. Sì, signora Zatti, quindi possiamo andare Novoia Chiamuel. Soy un conte, no hay 40 ans, hai pierdut tot, no hai plu in noie. Umo, chiamini chi, hai imbrogliat, parfum e mari. Umo, soy chi besol, mi resta lui, come settimio, e come soy condannat alla Chiamuel. Ma no, non moli chi, ai diti a ta, se mo rifami, e no, soy sempre un drink, no han diritto di condannarmi, e dai, soy un criminale, come me nono, e no, che no vuoi, lo voy a Chiamuel, oh che eri frut, no eri bon, me mari mi paccave con baston, dicevi no, io soy un con, no tu has diritto, io soy un con, e come no, io dissi no, no voy a Marco Petean, lo abbiamo, ci è stato segnalato perché è tra le persone che hanno reso ancora più bella Villa Otelio, questo è il magazzino del Sale dove abbiamo realizzato questa trasmissione sul film Friul Baby Criminals. Allora,
Su questo muro che cosa c'è del Friuli? Certo, questa mostra ospitata all'interno dei magazzini del Sale di Villa Otelio Savorgnan si chiama Studio Visit ed è aperta da domenica 18 fino a domenica 9 ottobre. Studio Visit significa, ed è il tema di questa mostra, incontrare gli artisti all'interno dei loro studi. Quindi sono 39 sculture in terracotta dipinta che raffigurano gli artisti all'interno proprio del loro mondo, del loro studio. Lo studio per un artista è un luogo magico, dove appunto è un luogo di creazione. In questo caso abbiamo, come dicevi bene tu, abbiamo una parte di Friuli perché ho raffigurato gli artisti della nostra terra, artisti che ho realmente conosciuto all'interno dei loro studi. Quindi partiamo da Giuseppe Zigaina, un artista mio compesano di Cervignano del Friuli, un maestro del Novecento. Poi abbiamo Sergio Altieri, che è un artista dell'Isontino, di Capriva del Friuli, e lui, il suo studio è un luogo magico, lui lavora in quello stesso studio, in quella stessa stanza da oltre 70 anni. Quindi quando si va a trovare un artista di questo tipo si viene anche accolti dai suoi racconti, dai suoi aneddoti che ti catapultano nel mondo dell'arte e ti fanno apprezzare ancora di più questo mondo e questi racconti. Poi abbiamo Giorgio Celiberti che in questo lavoro, quest'opera l'ho ritratto dietro alle stele, che sono uno degli elementi scultorei principali della sua produzione. Assieme in braccio c'è il suo gatto, quindi cerco anche di cogliere degli elementi personali, dell'intimità dell'artista. Poi l'altro lavoro riguarda un artista di Gorizia, quindi dell'Isontino, che è Franco Dugo. Anche qua ritratto all'interno del suo studio con delle opere e degli elementi propri. Poi l'ultimo lavoro è diverso dagli altri, riguarda un fotografo che è Roberto Custerle, anche lui isontino di Gorizia. Un fotografo è diverso dagli altri artisti per quanto riguarda il suo luogo di lavoro. Infatti in questo caso l'ho ritratto all'esterno, uno spazio aperto, mentre lavora con un suo modello su un set proprio come questo, in quel caso è un set fotografico, quindi con un suo modello per creare una delle sue creazioni, una delle sue opere. Quindi ho cercato di dare anche un taglio non solo all'interno dello studio, ma uscendo anche dallo studio. Così come in mostra ci sono non solo studi ma anche performance, quindi artisti impegnati nelle performance. Grazie Marco Petean, è stato estremamente sintetico, classe 76 ed è di Cervignano, è una delle, mi piace definirlo, una delle avanguardie, delle eccellenze del Friuli, dell'arte friulana. È un giovane artista che ha rappresentato chi ha qualche anno più di lui e con rispetto ha voluto, e mi è piaciuto il gatto che tanto ama il maestro Celiberti, rappresentato in quel quadretto qui all'interno di Villa Otelio ad Aris di Rivignano. E adesso andiamo a chiudere con i saluti. Molto bene, termina qui la puntata dello Scrigno da Villa Otelio. Ho voluto chiudere con una piccola che oggi ha quanti anni? 10. E si chiama Viola, anche lei ha recitato, vero? Sì. Io le ho fatto una promessa, non ti farò domande, però mi piaceva chiudere con lei. Tu abiti dove? A Rivignano. A Rivignano, creatura, benissimo. E quando Valentina ha cominciato era più piccola? Sì, aveva 3 anni di meno, aveva 7 anni, era un po' l'innamorata del Conte Drin, che usava ogni frase dicendo io sposerò il Conte Drin, e nella scena finale che vedrete, prima di Noi a Chiamuel, lei si era rotta un braccio e ha recitato sul gesso scritto io sposerò il Conte Drin, rappando un brano di Giovanotti. Ce l'ha detto Valentinis, vorrei che il nostro Bassi riprendesse la copertina che è lì su quel tavolino che custodisce il film del quale abbiamo parlato stasera. Io ringrazio la signora Zatti, arrivederci, e saluto Monsignor Brida e l'abbiamo salutato prima il primo cittadino Mario Anzil, Valentinis grazie, l'arrangiatore, e questi ragazzi che pazientemente sono stati con noi fino a quest'ora. Bene, da Villa Otelio, che vi consiglio vivamente di venire a visitare perché è un luogo, possiamo definirlo romantico, signora Zatti? Romantico, suggestivo e artistico. Avete capito? Questa è la signora Zatti. Grazie al nostro Paolo Bassi per il supporto tecnico. Alla prossima, arrivederci.
e buonanotte. Ah, Viola, io volevo che lo dicessi tu, giustamente Brida mi dice, l'hai tenuta lì per quello, quindi cosa dobbiamo dire, Viola? Buonanotte. Arrivederci.